Siamo col neosegretario regionale del PD Veneto Roger Demenec e oggi in questa cornice del Crown Plaza di Padova si è discusso di sociale. Sarà uno dei temi che lei metterà al centro in qualità appunto di figura guida del PD Veneto? Sì, qui oggi si è parlato dei veri problemi del Veneto con i veneti, cosa che il PD dovrà fare sempre più spesso, mettendo al centro, come dicevo, i veri problemi. Il sociale, inteso a tutto tondo, quindi nelle varie dinamiche che vanno dalla povertà, dalle nuove povertà che derivano dall'assenza di lavoro fino alla disabilità e tutti i problemi sociosanitari, ecco, devono essere tenute dentro un grande capitolo che è quello di venire incontro agli ultimi, ai più deboli, a quelli più in difficoltà. Una regione seria è quella regione che per prima si occupa esattamente di questo pezzo della propria cittadinanza. Il PD oggi ha dimostrato anche un metodo, che è il metodo di mettere attorno a un tavolo e di ascoltare tutti quelli che in questo settore già lavorano e già danno una dimostrazione di grande efficienza. Credo che questo sia proprio il modello giusto per affrontare le sfide del Veneto del prossimo anno. Ecco appunto, il 2015 sarà l'anno nel quale si tenterà questa corsa, questa sfida per la conquista della regione, quindi vedere il centro-sinistra governare il Veneto. Quali dovranno essere le strategie d'ora in avanti per arrivare a questo obiettivo? La strategia è molto semplice, quasi banale direi, è quella di fare una grande alleanza civica nel Veneto, cioè parlare con quei pezzi della società del Veneto che magari non ha mai avuto piena fiducia nel centro-sinistra e nel Partito Democratico in particolare, ma che oggi è di fatto abbandonata dalla politica regionale. Qui oggi abbiamo messo le basi per dire in maniera forte ai cittadini del Veneto un'alternativa al modello di sviluppo, al modello della gestione dei servizi di questa regione c'è, è già concreta, è un modello di sviluppo che parte dal basso, con la capacità di ascolto e con la capacità di mettere in rete le migliori esperienze di questo Veneto, perché non dobbiamo dimenticare che al di là della politica, fuori dalla politica e fuori dall'amministrazione di questa regione c'è un Veneto formidabile fatto dalle associazioni, dal terzo settore, dal mondo del volontariato che sta lavorando su questi temi alla grande. Ecco, la giornata di oggi dice anche questo, il PD è pronto ad accogliere e il PD è pronto a rispondere. Un'alternativa a questo modello c'è, è concreta, è attuabile e speriamo che i cittadini ne abbiano fiducia. Matteo Renzi ha scelto Treviso come prima tappa della sua nuova veste di Presidente del Consiglio. Che significato ha e ha avuto questa visita di Renzi a Treviso? Ha un significato molto semplice, l'attenzione rispetto a una regione che non può essere marginale rispetto alla politica nazionale, il Premier l'ha capito perché è interesse della nazione far sì che il Veneto abbia la capacità di riprendere sotto tutti gli aspetti. Essere qui, essere stato a Treviso per primo come Premier nella prima visita ufficiale ci riempie di orgoglio da una parte ma anche ci dà la netta consapevolezza che Matteo Renzi ha bene in testa che si può ripartire, si deve ripartire anche dai problemi del Veneto che sono uno spaccato di quello che sta vivendo la società italiana. Ecco, l'attenzione al mondo dell'impresa, al mondo dei servizi, alle logiche del mercato del lavoro inteso come da una parte gli imprenditori, dall'altra i lavoratori è un punto di partenza fenomenale. In Veneto tutto questo in questi anni è stato gestito in prima persona dalla grande capacità degli imprenditori, dei lavoratori, dalla grande capacità di innovazione di questo popolo veneto. Oggi questo popolo chiede aiuto alla politica. La presenza del Premier Renzi vuol dire che la politica ha capito, che la politica nazionale ha capito e quindi noi dobbiamo essere pronti ad intercettare questo bisogno e a soddisfarlo. Quindi in conclusione Luca Zaia è battibile nel 2015? Non è tanto importante il concetto di battere Luca Zaia, è quanto dire chiaramente ai veneti che c'è un'alternativa. A me le persone interessano meno, ma c'è un progetto politico alternativo, credibile, assolutamente solido e su questo si può creare veramente un'alternativa. I veneti questa volta io credo possano fidarsi e possano crederci.